primo congresso nel nostro comprensorio proprio dal titolo Tigullio Aritmologia. Perché questa scelta e questa volontà di fare questo congresso? Allora, la scelta deriva da una decisione sentita da me, che ho condiviso con il dottor Maggi. Ritenevo che fosse arrivato il momento di continuare una vecchia tradizione che aveva iniziato il professor Brignole, facendo questi congressi di cardiologia a Santa Margherita. A me è arrivato il momento di fare un bel congresso di aritmologia, specifico di aritmologia, quindi siamo riusciti a contattare, a far venire una serie di numerosi relatori da tutta Italia, quindi questo ci onora e ci rende possibile affrontare i temi più scottanti nell'aritmologia clinica ed interventistica aderenti alla realtà clinica quotidiana. Ecco, che cosa sta emergendo? La medicina va sempre avanti, no? In questo campo? Certo. In questo campo, nel campo dell'elettrostimolazione, la cosa rivoluzionaria è l'impianto di pacemaker che stimolano il sistema di conduzione del cuore. Quindi si parla di dispositivi che vanno a stimolare specificamente certe fibre microscopiche che abbiamo all'interno del cuore e che consentono di rispettare la normale fisiologia dell'attivazione del cuore. Questa è una novità che è stata introdotta da pochi anni in Italia. Il nostro centro è all'avanguardia perché fa questo tipo di procedure da qualche anno. Riusciamo anche ad andare ad insegnarle ad altri centri, vengono alcune persone ad imparare da noi. E quindi insomma la novità in campo di elettrostimolazione è questa. Nel campo dell'elettrofisiologia è l'ablazione dei gangli vagali, di cui magari poi dopo parliamo. Ecco, quando si parla di centro si parla di ospedale di Lavagna e reparto cardiologia. Certo, assolutamente, il reparto di cardiologia è all'avanguardia da sempre su molti versanti, anche in altri settori, nell'ecocardiogramma, nell'emodinamica, eccetera. Il settore di cui io e il dottor Maggi ci occupiamo è il settore aritmologico e siamo assieme a lavorare ormai da quasi 20 anni, direi, e quotidianamente affrontiamo tutti i tipi di problematica aritmologica clinica e che richiede poi successivamente anche una procedura interventistica. Ecco, nella semplicità, cioè, quando è che si parla di aritmologia? Che sintomi, che disturbi può accusare il paziente certo, per arrivare da voi? Certo. Allora, la cosa più classica è la palpitazione. Palpitazione, il famoso batticuore, o il cuore che batte veloce oppure il cuore che batte lento, per parlare chiaro. E quindi le terapie poi sono diverse perché in un caso c'è il trattamento ablativo, quando i farmaci non fanno effetto, diciamo, e nell'altro caso invece c'è l'impianto di un pacemaker che può essere di vario tipo ed appunto negli ultimi anni ha preso piede questo tipo di elettrostimolazione che dicevo prima. Ecco, abbiamo accennato all'inizio, ci sono novità, stanno emergendo in questi 2 giorni? Sì, assolutamente sì. Domani tratteremo specificamente l'elettrostimolazione e ci sono numerose novità. Quella che a noi sta più a cuore è appunto il pacemaker selettivamente mirato al sistema di conduzione del cuore. Ma ci sono ulteriori novità, ci sono i defibrillatori che si mettono sotto la pelle senza entrare all'interno del cuore, i pacemaker all'interno del cuore senza il catetere, cioè ci sono novità di vario tipo per quello che riguarda l'elettrostimolazione e altrettante ce ne sono per quello che riguarda l'elettrofisiologia, che è il trattamento senza pacemaker, diciamo. Ecco, è una malattia che non ha età, oppure con l'avanzamento è più... No, è una malattia che non ha età, poi certo è più facile che nell'anziano ci sia più probabilità di dover mettere un pacemaker piuttosto che fare altri tipi di trattamento, mentre nel giovane magari è un po' meno probabile, ma in linea di massima non è che ci sia una regola in base all'età. Ecco, il cuore, non so se è in questo senso, ma le emozioni del cuore, no? Magari un dispiacere oppure anche una cosa bella, ecco. Assolutamente, il dispiacere ma anche l'emozione positiva possono provocare sia delle aritmie sia anche dei danni coronarici, possono anche provocare delle ischemie. Il cuore è molto sensibile all'emozione negativa come all'emozione positiva, assolutamente, dal banale svenimento in su. E c'è un segreto per, insomma, pararsi un po' da queste cose? È un po' difficile perché bisognerebbe rimanere asettici e non emozionarsi, che è impossibile. È impossibile. Impossibile.
Ecco, anche da parte sua un commento a questo congresso, che è il primo, ricordiamo sempre, del Tigullio di aritmologia. Sì, è il primo dedicato interamente all'aritmologia, anche se in realtà riprendiamo una tradizione di un congresso del reparto che c'è da più di 20 anni, quindi siamo molto contenti e onorati di aver ripreso questa cosa dopo un paio di anni di interruzione legato a vicissitudini sia del reparto che generali, non dimentichiamoci la pandemia. Quindi siamo contenti, abbiamo dato un maggiore risalto all'aritmologia, che è la branca di cui ci occupiamo noi, e insomma, ci fa molto piacere, ecco. Tra l'altro dobbiamo ricordarlo perché insomma il reparto di cardiologia a Lavagna è famoso ormai. Ma così pare, cerchiamo di tenere alto il nome del reparto. I congressi sono sicuramente un motivo di orgoglio, perché abbiamo la possibilità di invitare relatori di grande spessore culturale, scientifico da tutta Italia, un congresso nazionale, quindi questo ci inorgoglisce molto, ecco. Ecco, chi abbiamo di relatori importanti che vale la pena ricordare? Partirei da relatore che è Michele Brignole, che è stato il nostro primario e colui che ha fatto questo ideato per più di 20 anni e portato avanti questo congresso, e quindi è stato il primo invitato, ovviamente. Siete un po' cresciuti con lui? Certo, sì, noi siamo tutti un po' allievi, io particolarmente, perché insomma sono arrivato che lui era già primario e mi ha formato e insegnato. E ovviamente lui è stato il primo invitato, poi abbiamo avuto persone da Roma, da Firenze, oggi dalla Toscana in generale, da Milano e dal Trentino, figure di alto livello, figure di spicco che si sono distinte soprattutto da un punto di vista scientifico in termini di pubblicazioni, quindi con dei valori oggettivi. Quanto è importante così scambiarvi sapere tra medici, questi credo che insomma come in tutti i campi, no? È fondamentale, perché il congresso è un momento di incontro tra persone che lavorano in ambienti diversi, e nascono delle idee, nascono dei confronti su come si fanno le cose, la stessa procedura, la stessa cura viene fatta con dei canoni ben definiti, ma con delle piccole differenze. Poi nascono delle idee per degli studi da portare avanti insieme. La medicina è fatta di ricerca e quasi nessun centro riesce a fare la ricerca da sola, e spesso gli studi sono multicentrici, cioè coinvolgono tanti ospedali, e quindi questi congressi sono a volte un motivo di partenza, di idee, di sviluppo, di ricerca. Tra l'altro ho visto che portate esempio chiaramente anonimi, ma con dei fatti, no? Una signora mi ha colpito, un relatore che diceva l'ho applicato questa tipologia di, no, ho capito bene, ma 8 casi su 8 ed è andata bene, sì, cioè sì, ci sono anche degli scambi semplici così, no? Sì, poi al di là di quelli che possono essere le relazioni a tema, spesso l'attenzione viene rivolta a dei casi clinici peculiari, che sono sempre poi motivo di grande interesse, perché esulano dalla prassi rutinaria, e quindi lì c'è più spazio per la discussione, perché uno dice io avrei fatto in un modo piuttosto che in un altro, ed è sempre molto insomma piacevole questo. Ecco, questo per dire che non si finisce mai di studiare, di imparare. A volte da giovani, finito le scuole, sembra dire bah, basta, invece no, è sempre andare avanti. Se no, insomma, anche per i congressi bisogna arrivarci preparati, accogliere chi viene da fuori sapendo che cosa dice, sapendo cosa chiedergli, e in generale insomma il ruolo del medico è quello di tenersi informato, se no insomma non è un medico valido sostanzialmente. Le ablazioni, che cosa sono? Le ablazioni sono delle procedure di cardiologia interventistica, ovvero non è chirurgia, ma è una cateterismo cardiaco, ovvero l'introduzione di cateteri all'interno delle cavità cardiache, generalmente attraverso le vene, la vena femorale, le vene giugulari, e una volta portati all'interno delle cavità cardiache, con questi cateteri si possono fare delle ablazioni, ovvero delle microscopiche bruciature dove originano le aritmie, che poi molto spesso sono dei banali cortocircuiti elettrici
elettrici che si vanno a interrompere con queste ablazioni, facendo un po' un esempio pratico e per semplificare le cose. Naturalmente ci si arriva, no? Non è che insomma saranno le medicine, eccetera, sarà l'intervento dell'ultima. Non è la prima terapia. Ci si arriva dopo magari un iter, invece ci sono proprio delle aritmie per cui l'unica terapia è quella. Ecco, però generalmente ci si arriva attraverso un iter terapeutico che magari non è stato soddisfacente, quindi la terapia ablativa è una terapia che dà molte soddisfazioni perché molto spesso, non sempre, però in molti tipi di aritmia è curativa, proprio. Il paziente poi non deve più prendere le medicine, quindi insomma è una terapia che dà grandi soddisfazioni. E a Lavagna vengono fatte normalmente? Sì, a Lavagna le facciamo da tanti anni, anche qui la strada è stata spianata dal dottor Brignole, e poi insomma è un percorso che è ormai consolidato, e adesso abbiamo introdotto da poco un nuovo tipo di ablazione. Siamo tra i primi centri in Italia a farle. Sono ablazioni che si vengono riservate a soggetti molto giovani che svengono per un prolungato arresto del battito cardiaco. Questo tipo di ablazione va a lavorare su delle terminazioni nervose del cuore che si chiamano gangli. Bruciando, diciamo, facendo l'ablazione a questo livello, si ottiene la remissione da questo problema, e si evita nella stragrande maggioranza dei casi di dover prendere in considerazione un pacemaker, che in un soggetto giovane è una terapia piuttosto pesante. Allora, per chiudere, quando è che bisogna pensare di andare dal cardiologo, sia giovani e meno giovani? C'è qualche sintomo? Si dice magari dolore sulla sinistra forte, lì si arriva, ok. I cardinali sono 4, sono il dolore nel petto, l'affanno, cioè la fatica nel respiro, a riposo, da sforzo, il batticuore e lo svenimento. Ecco, insomma, il grosso della cardiologia si esaurisce con questi 4 sintomi cardinali, davvero. Perciò uno di questi 4 bisogna chiamare voi. Poi spesso nel cuore, ecco, però può essere dovuto anche ad altri motivi, però sono i sintomi per cui le persone vanno più frequentemente a chiedere l'aiuto del cardiologo. Perché lei oggi è qua insieme agli amici, colleghi di Lavagna? Beh, la storia è molto bella anche per i telespettatori, perché io sono venuto qua nel 2002 da giovane ricercatore, perché a Lavagna si studiava la sincope, nella cardiologia di Lavagna. Io la studiavo a Firenze, nella geriatria di Firenze, e ci siamo incontrati. Sono venuto a conoscere il dottor Brignole, che era già una eminenza, tanto che aveva scritto linee guida europee già nel 2001 sulla sincope. Ci siamo incontrati e i cardiologi hanno cominciato a influenzare i geriatri, e i geriatri hanno cominciato a influenzare i cardiologi. È nata una liaison Lavagna-Firenze che dura tuttora, sia fra di noi che fra i più giovani, e credo che abbia fatto molto bene alla ricerca e all'assistenza del paziente con sincope, e non solo, perché questo permearsi è importante perché cambia un po' la visione delle cose. Il cuore e gli anziani? Beh, la domanda richiederebbe un convegno. Più che il cuore e gli anziani, sicuramente più sei anziano, più il cuore si ammala, quindi le malattie cardiovascolari sono molto frequenti alla popolazione anziana. Ma quello che è importante è considerare che l'anziano, molto anziano, è un paziente diverso dal giovane e ha bisogno di un approccio diverso, sicuramente olistico, sicuramente generale, ma che guarda non solo ai numeri, non solo alle pasticche, ma alla funzione, allo stato generale del paziente, a quanto è autonomo, a quanto è disabile, a quanto è fragile. Questo vuol dire doverlo toccare in maniera diversa se è molto fragile, oppure in maniera esattamente uguale al giovane se è molto robusto, e questo cambia radicalmente il nostro modo di approcciarsi al paziente, oltre al fatto che un paziente anziano non è quasi mai malato solo di cuore, ma è malato di cuore più prende altre 3-4 medicine, ha altre 3-4 malattie, e dobbiamo avere la visione di mettere insieme tutto questo. Il gerontologo lo mette insieme, i cardiologi illuminati anche,
però devono essere illuminati. Poi esiste la procedura, la cosa molto specifica per cui devi fare quello e va bene a tutte le età, ma per gestire un paziente anziano bisogna guardarlo in modo un pochino diverso. Ma c'è un'età dove si inizia a chiamare un soggetto anziano? Sì, intanto io sto portando avanti come presidente SIG la possibilità di parlare di longevi e non di anziani, perché già uno longevo è un'accezione positiva rispetto a un anziano che è un'accezione un po' negativa. Primo. I longevi quando cominciano? Oggi sicuramente a 75 anni, non prima. Per storia si parla di 65 anni, ma ai tempi di Metternich nel 1800, oggi i 65 anni sono adulti. Fra 75 e 85 si è longevi giovani, sopra 85 oggi si è anziani, sopra i 95 si è grandi anziani. E non è una distinzione del tutto, perché per esempio per la fragilità tantissimi ottantenni oggi sono estremamente autonomi, estremamente attivi, stanno proprio bene, direi, per fortuna, e sono anche tanti. Sopra i 90 la fragilità è effettivamente proprio dietro l'angolo, anche se stai bene, quindi dobbiamo sempre avere un occhio di riguardo, ma sicuramente non sotto i 75 anni. Ecco, nelle abitudini, nello stile di vita che ognuno può avere, no? Bisogna un po' con gli anni modificare qualcosa, no? Perché credo che influisca questo anche sul discorso del cuore. Sì, modificare nel senso di fare quello che vi pare. Limitare gli anziani è una delle cose più sbagliate che possiamo fare. Quello che vi sentite di fare, fatelo. È chiaro che se hai 92 anni non esci a torace scoperto la notte come un ragazzino di 15 anni. Ma queste cose di dire nonno non lo fare questo perché no, non salire le scale, ma se lui sta bene le sale e le sale bene, nonno non mangiare la pizza che è pesante, no, nonno mangia la pizza, perché il nonno che mangia la pizza sta bene, il nonno limitato si sente, noi abbiamo, questo è un concetto gerontologico, l'idea di poter limitare le persone perché sono anziane. L'anziano deve essere libero. Perché un cinquantenne mangia quello che vuole e il novantenne no? E guardate che non è che le cose fanno così tanto male, fa molto più male essere limitati. Non uscire che piove, copriti ma esci, perché se stai in casa ti fa molto peggio che uscire. Quindi ribaltiamo questo concetto, poi chiaramente se hai una serie di condizioni patologiche importanti dovrai stare attenta a una serie di condizioni, ma guardate non è lì, non è lì. Il letto, la poltrona, lo stare chiuso in casa e la solitudine sono ciò che fa male agli anziani. La socialità, uscire, camminare, parlare, vivere, mangiare, scherzare è ciò che li fa bene. Quindi non limitiamo i nostri anziani e lasciamoli liberi di vivere come gli pare. Dunque se fa bene alla persona nell'integrità, al cuore fa bene tutto questo. Assolutamente sì, la depressione e la solitudine sono un alto fattore di rischio per le malattie cardiovascolari. Perché? Se non perché il nostro sistema immunitario, il nostro sistema circolatorio sono fortemente influenzati tutte le citochine infiammatorie. La solitudine provoca infiammazione nel nostro organismo perché provoca depressione. Tant'è vero che io ho recentemente fondato, questo credo sia interessante per i telespettatori, una nuova associazione, che si chiama Veteris, che unisce i geriatri e i veterinari per gli interventi assistiti con gli animali e per la promozione degli animali come antidoto alla solitudine degli anziani. Perché questo? Perché questo è cura. Questo è cura, è riabilitazione, è un ottimo antidepressivo un animale. Noi dobbiamo prescrivere l'animale a un soggetto depresso solo. Prendi un animale, cani, gatti, pappagalli perché fanno rumore e ti riempiono la casa, ma pensate che per esempio sul decadimento cognitivo ci sono dati scientifici molto importanti con gli animali di grossa taglia, cavalli e asini. L'asino ha un'empatia con l'uomo pazzesca e tutto questo porta salute, tutto questo porta benessere. Usare gli asini e i cavalli nei centri diurni Alzheimer riduce l'uso di antipsicotici, riduce il delirium, riduce i disturbi comportamentali. Sapete quei pazienti molto agitati che riempiamo di medicine che li rintontiscono e quindi diventano ancora più agitati. Con l'animale si calmano. Quindi l'approccio geriatrico
È tutto questo. Poi ci vuole un buon cardiologo che ti sa guardare il cuore, però ci vuole anche l'approccio geriatrico. E lei come fa? Mi diceva più geriatra che cardiologo. Sì, io sono nato che volevo fare il cardiologo, però a Firenze c'era un'ottima scuola in geriatria di cardiologia e quindi sono andato lì a lavorare da studente e lì sono rimasto. Però all'inizio mi dicevano, ma cosa fai il geriatra? Il cardiologo è più bello, no? Faccio il cardiologo, invece uno geriatra. Ecco, nel crescere invece mi sento molto più geriatra con competenze cardiologiche. Per finire, professore, come se la cava col genovese e i genovesi come se la cavano col fiorentino? Andate d'accordo? Assolutamente sì, sono più di 20 anni, quindi siamo integrati benissimo, direi. Allora c'è così, ci deve dire un saluto, deve fare un saluto ai telespettatori di Telepace di tutta la Liguria in fiorentino. Il che vi devo dire, state bene, state molto bene. Adesso abbiamo qualche intervista del gruppo della squadra capitanati dal professor Michele Brignole che hanno fatto la storia della cardiologia a Lavagna, perciò salutiamo anche loro. Assolutamente sì, saluto tutti i cardiologi in quiescenza, come si dice, di Lavagna. Devo dire che peraltro non sono in quiescenza perché sono tutte persone giovanili che lavorano e che continuano a aiutarci a essere nostri maestri, quindi avanti tutta. Da un punto di vista gerontologico, continuare a ricercare, a studiare, venire ai congressi, stare insieme fa benissimo per rimanere assolutamente giovani. Infatti una nota che oggi erano tutti al congresso. Ma certo, perché stanno bene e perché proprio perché vengono qua perché stanno bene, ma stanno anche bene perché vengono qua, quindi avanti tutta e longevi il più attivi possibile. Allora, vediamo queste interviste dal Tigullio Ritmologia, che è il primo congresso appunto qua nel nostro comprensorio, vi salutiamo. Allora, siamo con un gruppo di cardiologi oggi in pensione, ma che hanno dato tanto alla cardiologia nella nostra ASL 4 per tanti anni. E abbiamo un primario anche, ex primario in pensione, dottor Michele Brignole. Vogliamo presentarli così con un titolo questa squadra? I grandi vecchi che hanno reso grande la cardiologia di Lavagna negli scorsi 30-40 anni. 30-40 anni? Sì, dall'80, qualcuno anche di più. Qua abbiamo un decano, il nostro decano. Sciame dighe. Insomma, ma in pensione si studia sempre, com'è? No, non è che si studi sempre, però ci si aggiorna il minimo sindacale e fa piacere tenersi aggiornati. È tutto lì. E come sta andando come è andato questo convegno? Questo qui è un convegno, diciamo, super specialistico perché è aritmologico, che è una branca della cardiologia, però è stupendo. C'è della gente che sa i fatti suoi, ho sentito. Ecco, c'è qualche novità? Avete colto cosa vi portate a casa come novità in questi 2 giorni? Ma novità soprattutto sulla elettrostimolazione, le nuove tecniche di elettrostimolazione che consentono di evitare scompensi cardiaci che prima potevano presentarsi con una stimolazione selettiva del ventricolo destro. Ecco. Questo è un progresso rimarchevole. Ecco, negli anni c'è sempre in evoluzione in tutti i campi e anche il campo della cardiologia è così? Beh sì, in continua evoluzione, però siccome questo è il gruppo degli anziani e pensionati, io farei una domanda loro un pochino al di fuori della cardiologia. Avete rimpianto di lavorare in ospedale o siete contenti di essere pensionati? Iniziamo dal dottor Marzano. Vediamo un po' che lui gioca in casa, che siamo a Santa Margherita Ligure. Gioco in casa, devo confidare che i primi tempi, diciamo i primi tempi sono 2 anni, è stato un problema perché abitudini che sono consolidate da più di 20 anni con i briefing mattutini, io chiamavo le inquisizioni, ma comunque va bene lo stesso. Ho capito. Le inquisizioni mattutine sono mancate, però poi il contatto c'è sempre
e i momenti congressuali sono momenti importanti per rivederci, fare 4 parole, 4 risate e intanto parare anche per l'evoluzione delle tecniche nelle varie branche, anche per un servizio ai nostri pazienti, quelli che ancora ci vogliono bene. Ecco, come va la vita da pensionati? La vita da pensionati va molto bene. E adesso tra l'altro abbiamo in programma una nuova cosa, noi vecchi facciamo un'associazione appunto tra di noi per una cardiogeriatria, in maniera tale che oltre che curare i pazienti esterni che ancora, come diceva Marzano, ci vogliono bene, ci curiamo tra di noi. Questa è una cosa interessante che potrebbe andare per tante categorie, non solo i medici. Sicuramente per tutti, ma nel nostro caso almeno cerchiamo di coprirci. Ma poi so che insomma qua si gioca anche a tennis. Giochiamo a tennis, sì, tanto molto bravi, come tu sai, cadiamo in bicicletta, per cui per certi versi forse è meglio lavorare, meno rischioso oggi. Ma lo sport fa sempre bene, insomma, a tutte le età? Ma va sempre bene, come no? No, lo sport fa sempre bene. Noi abbiamo coltivato anche lo sci molto col nostro primario, abbiamo fatto delle escursioni indimenticabili e no, abbiamo dei bellissimi ricordi. La vita ospedaliera è insostituibile, è un mondo completamente diverso. Noi abbiamo vissuto una cardiologia eroica, anni veramente pionieristici e io ne sono molto orgoglioso. E oggi frequentiamo questi congressi che sono chiaramente di un livello superlativo, rappresentano l'evoluzione della nostra branca, ma non ci possiamo dimenticare i primi anni che sono stati veramente fantastici, perché era un mondo nuovo che si apriva per noi giovani allora e abbiamo vissuto dei periodi credo indimenticabili tutti. Ecco, questo è il gruppo che ha reso famosa la cardiologia a Lavagna, perché se ne sente sempre parlare un gran bene. Sì, noi siamo anche tutto sommato molto orgogliosi di aver fatto parte di questo gruppo. Quello che diceva Garfagnini è vero, cioè abbiamo vissuto un'epoca particolare. Grazie alla collaborazione di tutti siamo riusciti a creare una struttura che ha lavorato molto bene, si è resa famosa e quindi siamo orgogliosi di quello. Ecco, cosa si ricorda magari da qualche anno? Come lei è arrivato ragazzino in cardiologia, ecco, un po' i primi anni? Si lavorava in modo diverso, si faceva meno quantità e si faceva più qualità, perché una delle cose che ci ha sempre caratterizzata a Lavagna era quella di cercare sempre molto la qualità dell'assistenza e della diagnosi, della terapia. E poi questo nel tempo è diventato sempre più difficile, perché poi abbiamo dovuto aumentare i numeri delle procedure che facevamo, e quindi questo poi negli ultimi anni sono diminuiti anche i medici e gli infermieri, e quindi tutto questo è diventato veramente molto difficile. Si parla a qualche aneddoto? Sì, ma qua chissà tutte le storie. Per così degli aneddoti, ma uno vorrei raccontarlo. Che si possa raccontare. È simpatico. Allora, che si possa raccontare, sì, metti le mani avanti. No, sì, ci mancherebbe. Dunque una sera entro a fare la guardia e dovevo dare il cambio a quel cardiologo lì che si chiama Lupi. Arriva trafelata un'infermiera che mi dice: chi è di guardia? Chi è di guardia? Io dico lui, ma era già le 8:01, quindi ero io, ma lui mi dice: per favore, c'è su una bambina in pediatria che sta malissimo. Ora il problema è questo, che noi siamo cardiologi ma degli adulti, non abbiamo mai praticato cardiologia infantile, per quello ci pensava il Gaslini eccetera. E io mi sono sentito un brivido nella schiena, ho detto adesso entro subito in difficoltà. Gli ho detto a lui: potresti accompagnarmi un po' su? E lui mi dice: guarda, mi rincresce, ma devo andare via a casa. Va bene, vado su di corsa con questa infermiera. Insomma, che c'era una saletta e di fuori c'era marito e moglie, che erano i genitori della bambina. Erano lì tranquilli. Insomma, che entro dentro e vedo questa bambina coricata, l'avevano monitorata col cuore che andava a 200.
tachicardia parossistica. E lì cominciavo a fare calcoli astrusi per cosa le faccio adesso, cosa le do, l'isoptin, ma come gli adulti non posso, devo dare una dose minima, e quanti chili sarà, e quanto gliene potrò dare. Io non ho mai dato a nessun bambino, agli adulti sempre. Quando facevo tutti questi calcoli poi mi è venuta un'illuminazione, no? Sono andato dal lettino, questa bambina era un po' affannata, ma poi per il resto no. Quanto è che non ti senti tanto bene? Mi fa 2 ore, avrà avuto 8-9 anni. C'è una manovra per la tachicardia parossistica che tu o schiacci gli occhi o stimoli il seno carotideo, stimola il nervo vago e la tachicardia può scomparire. A volte non scompare, ma a volte scompare. Allora ho preso coraggio, ho messo il dito lì, come l'ho sfiorata, la tachicardia è cessata. E mi fa, mi sento meglio. Sono uscito subito, c'erano lì i genitori e gli ho detto, ho sistemato tutto con fare ieratico. Però è stata una soddisfazione. Immagino, perché per voi credo che sia... La soddisfazione è quella, no? Si ricorda di questa serata lei? Non la ricordavo, questa così non me la ricordavo. Mi ricordo però qualche mattina che c'erano neonati che avevano dei problemi e che ci chiamavano e che noi ovviamente eravamo sempre in grossa difficoltà, però qualche diagnosi buona l'abbiamo fatta e siamo riusciti a salvare i bambini mandandoli rapidamente al Gaslini, quello me lo ricordo. Ecco, qua Michele abbiamo anche insomma, l'impressione siete una squadra, no? Si vede perché siete, insomma, quanto è importante essere squadra sul lavoro, in questo caso in medicina, chi non ha ancora parlato. Beh, dico che questa è la cosa principale ed è la cosa che più manca quando si esce dall'ospedale, l'opportunità di lavorare in gruppo, in un gruppo spesso affiatato, molte volte anche con dei conflitti interni, opinioni diverse, ma che ti consentono di crescere culturalmente, di crescere nella capacità di istituire rapporti con le persone, con i colleghi e con i pazienti. Questa è la cosa principale che manca uscendo dall'ospedale per chi ha a cuore questo tipo di professione e che cerca di continuarla a fare anche dopo. Ecco, manca il lavoro di team. Ecco, lei è d'accordo su questo? Beh, certo, sì. Si impara insieme agli altri. Ognuno mette un pezzettino della propria esperienza, del proprio studio e tutti insieme si raggiunge un livello elevato. Comunque credo che siamo stati molto avvantaggiati dal fatto che nei primi anni '80, quando tutti noi abbiamo cominciato, c'è stata nel mondo ed in Italia in particolare un'esplosione della cultura cardiologica e delle nuove tecniche di cardiologia. Noi abbiamo partecipato a tutti i più importanti studi internazionali con cui si cominciavano a curare gli infarti con le sostanze che scioglievano il sangue e poi di seguito con impianti di pacemaker particolari e con tutto. È stata un'evoluzione veramente travolgente e secondo me siamo stati facilitati da questo. Per cui devo dire che anche a livello nazionale siamo stati conosciuti, abbiamo partecipato a studi nazionali ed internazionali. Io farei una domanda, facciamo così, una domanda al primario, una cosa magari che non l'avete ancora chiesto, così vediamo un po' cosa risponde. Poi il primario fa una domanda. Sì, andiamo ancora un po' avanti. Lei? Vai. No, io l'unica cosa che volevo ricordare che nel nostro gruppo cardiologico abbiamo trovato una grande atmosfera di collaborazione che in quegli anni era fondamentale perché le unità coronariche erano ancora un'entità nata da poco, negli anni 70, e noi siamo stati continuatori di questa filosofia. Non dimentichiamoci che comunque l'unità coronarica e la cardiologia di allora è come quella di oggi, si basa molto sul lavoro anche infermieristico. Abbiamo sempre avuto degli staff infermieristici fantastici, disponibili, e questo ci ha agevolato moltissimo nel lavoro
e tutt'oggi gli infermieri sono molto più differenziati, molto più specializzati, ma rappresentano comunque per noi un punto di riferimento. E non sono mancati naturalmente i momenti di allegria, di soddisfazione, momenti di crisi, momenti di difficoltà, come in tutti i reparti, perché non dimentichiamoci che noi facciamo parte di un reparto di emergenza, non è soltanto la cardiologia è una branca scientifica di studio, noi siamo un reparto di emergenza, quindi siamo sempre stati in trincea fin dal primo giorno. Ecco, allora finiamo così. Michele, abbiamo iniziato qua il congresso a Tigullio, aritmologia, abbiamo parlato del passato, ma avete lasciato una grossa eredità. Credo che tutti i vostri allievi e i dottori oggi che sono in cardiologia a Lavagna sono altrettanto bravi come tutta questa squadra che avete lasciato il segno. Io spero che siano più bravi, perché guai se il figlio non supera il padre, ma in effetti io sono molto soddisfatto perché c'è una continuità assistenziale sia nel campo della emodinamica che nel campo delle aritmie, quindi direi che per i prossimi 20 anni siamo a posto. Abbiamo sentito qualche novità, perciò insomma la medicina, cardiologia, anche sul campo specifico di un ramo, credo, della cardiologia, si va sempre avanti. La cardiologia e l'oncologia sono le due discipline che hanno più sviluppo, in cui la scienza va avanti rapidamente, perché ovviamente curano le due malattie principali, no? Le malattie del cuore e le neoplasie. Bene, allora grazie, ci vorrebbe un bel applauso, fatevelo voi. Michele, speriamo che il nostro Giancarlo Mordini, perché ha detto guarda di fare una piccola cosa di sana sanità, spero che l'abbiamo fatto contento. Ciao Giancarlo, anche se non ci sei tu a intervistare oggi, Roberto ti ha sostituito degnamente. Vabbè. Alla prossima. Va bene, arrivederci, buona serata a tutti.